Nel frattempo ricorre un terzo caso di coronavirus a Licata e un impiegato comunale di 55 anni e un altro caso di coronavirus a Sciacca. E ricorre un secondo caso di coronavirus a Favara, anche se non si tratta di un cittadino di Favara. Si tratta di un carabiniere, un maresciallo in servizio alla stazione di Villaseta ad Agrigento e che risiede nella sede della tenenza dei carabinieri a Favara, dove è stato in isolamento già da una settimana perché colto da febbre dopo essere rientrato, almeno così è trapelato, da una missione all'estero in Palestina. Lo scorso martedì 17 marzo il carabiniere è stato condotto all'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta perché oltre alla febbre sono insorti problemi respiratori. Il tampone al Covid-19 è risultato positivo. E in proposito a ciò è appena intervenuta la sindaca di Favara, Anna Alba. Buongiorno a tutti cari concittadini, questa diretta è per darvi dei chiarimenti su quanto state apprendendo anche dalle testate giornalistiche su questo secondo caso di Covid-19. In realtà non si tratta di un cittadino favarese, quindi non possiamo dire che Favara si trovi a quota 2 come soggetti contagiati, ma si trova di un soggetto che è domiciliato presso la nostra comunità. Questo deve da una parte incoraggiarci nel senso che siamo ancora fermi ad uno come contagio, ma dall'altra non deve permetterci di abbassare la guardia. Ho da poco ricevuto notizie che ancora si riversa molta gente in strada, soprattutto nei supermercati, nei fruttivendoli, presso le farmacie, e questo assolutamente non va bene. Io veramente non so più come dire ai miei concittadini che si deve rimanere a casa e che questo da oggi è un obbligo, non è più una facoltà. Cercate di uscire il meno possibile perché, come vi abbiamo comunicato negli scorsi giorni, questa settimana è la settimana del picco massimo in cui è possibile che potranno verificarsi altri contagi. Vi devo dare altre informazioni relative al trattamento dei dati personali. Il prefetto nel giro di questi giorni ci ha trasmesso delle note sul trattamento dei dati sensibili, soprattutto nel rispetto delle persone contagiate e che non vogliono divulgare il proprio nome. Noi siamo obbligati a mantenerne la riservatezza e il trattamento dei dati personali può avvenire solo tra enti, ovvero noi possiamo comunicarlo alla tenenza, all'ASP, ai medici e a tutte le persone interessate che seguono il protocollo per la sorveglianza attiva. Cos'è la sorveglianza attiva? La sorveglianza attiva si ha in tutti quei casi, si è risultati positivi e quindi si deve rimanere in quarantena. Ricordo a tutti che in questa fase la quarantena preventiva è la migliore delle cure, soprattutto per chi rientra da fuori, soprattutto per chi rientra dal nord e può veicolare maggiormente il contagio del virus. Oggi è veramente un giorno particolare. Io mi sarei voluta collegare soprattutto per fare a tutti gli auguri di buon onomastico perché oggi è la festa di San Giuseppe e gli auguri a tutti i papà. Io per prima avrei voluto portare un mazzo di fiori al cimitero, ma purtroppo non è possibile, quindi penseremo a tutti i nostri cari con il cuore e con la preghiera. Ma mi raccomando, facciamo in modo che questo caso sia un caso isolato. Voglio rassicurare la mia comunità che a partire da stasera si passerà alla sanificazione delle strade di tutta la città e che proprio in queste ore, mentre io sto parlando con voi, sta avvenendo la sanificazione degli uffici comunali. Vi aggiornerò se ci sono altre notizie e quindi vi voglio rassicurare sul fatto che Favara risulta essere ancora a quota 1 del contagio.
contagio. Faccio un in bocca al lupo a tutte le persone che in questo momento ci stanno chiamando, che stanno veramente osservando le regole sulla quarantena. Per qualsiasi dubbio, ci sono i numeri pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Favara, potranno inviare l'email per qualsiasi altro chiarimento e quindi grazie a tutti e buona giornata.